Un convegno operativo per analizzare insieme agli operatori del settore gli aspetti della nuova normativa europea sull'attività estrattiva e le sue ricadute sul comparto, incluse le criticità. Si intitola Una risorsa per la transizione, il workshop organizzato questa mattina a Orosei dall'Associazione Cave e Miniere di Sardegna, una realtà nata anche per diffondere la corretta informazione sull'attività estrattiva, che in Sardegna conta circa 40 realtà nel ramo minerario e 1 migliaio in quello delle cave, dando lavoro a circa 10.000 addetti. La nostra idea è questa, cioè essere un po' diciamo dei promotori, cercare anche di sviscerarla bene in modo tale da non subire come sempre una legge, ma cercare anche di quel qualcosa che può personalizzarla per la nostra regione, perché noi siamo una regione mineraria essenzialmente. Un settore con forti ricadute sul tessuto socio-economico regionale e fortemente attenzionato dalla regione, un interesse testimoniato dalla presenza questa mattina al workshop dell'assessore regionale all'industria Emanuele Cani e della presidente Alessandra Todde. Sì, noi siamo convinti che il settore delle cave, ma così come quello delle miniere, che è sempre stato visto problematico in passato, in realtà rappresenti una grande opportunità e quindi è importante capire come raccordarlo, è importante capire come far partire anche delle filiere nuove, come quelle legate all'economia circolare, quindi l'utilizzo dei materiali di scarto che possono dare delle grandi opportunità anche sui temi trasformativi. Quindi sono qua oggi per parlare con gli operatori, capire ovviamente quelle che sono le problematiche e cercare di essere incisivi. Io credo che ogni contesto economico sardo debba essere valorizzato e sicuramente il settore delle cave è assolutamente uno di questi.